guardi, due remi.18歳から22歳ぐらいまでは結構、伝統というものをすごく嫌っていて、現代の早い社会とかアメリカの文化とかそういうものばっかりに興味を持っていた。まずはその伝統っていうのはどういうものなのか、古いものっていうのはどういうものなのかっていうのを知りたいっていうふうに思って、それを見てやっぱりこうだから伝統っていうのは面白くないんだっていうことを、言えるためにはやはり伝統っていうのは、非常に重要なものだと。体が決まらないということもだんだんそういう5年間ですね分かってきたので、どっかにじゃあ師匠を離れて自分一人で彫刻の仕事をしたいなと思っていた時に、じゃあ日本の山奥に住んでもいいんだけれども、そうすると、日本の中だけだしもうちょっと世界を見てみたいというふうに思ったので、ただニューヨークとかパリとかロンドンとかイタリアでもミラノとかフィレンツェ、ローマなんかに行くと非常に都会だな。ベネツィアは車もない、船が走るで歩くだけでしか生活ができないっていうことがあったので、これは面白いところなの。1981年に来まして、その時は29歳でした。La mia passione per il mare è nata quando avevo 15 anni e ero in vacanza in Croazia. Mi ricordo di aver visto una sera, mentre passeggiavo sul lungomare, una barca di pescatori, era illuminata e si vedevano le figure di queste persone che erano al lavoro, e io ho avuto proprio la percezione che mi interessasse quel mondo lì. Faccio la velaia di professione ed è un lavoro che non è particolarmente diffuso. Probabilmente sono una delle poche donne che fa questo mestiere in Italia. La passione per l'artigianato viene fuori da questo lavoro. I'm more connected to myself because I know it so well here. I know the sounds, I know the smell, the noises, the feeling, air, everything. It makes me very much at ease here. And also because it's part of my father, what I feel, which is important. It's home. It also gives this enormous inspiration. I can go on, I can create, I can make new things, I can work on new projects. And this form of inspiration is really endless. It has to do with infinity. And it's there, always there. It's very rich. On my own, in my solitude, I'm very much connected to that.
Io conosco molte persone che vengono da fuori, nel senso che sono venuti qui a studiare, sono venuti qui a lavorare per un periodo e poi non sono più andati via. Hanno visto che la qualità della vita qui comunque è alta rispetto ad altri posti, nonostante le difficoltà, e c'è una facilità nei rapporti umani. Qui è facilissimo conoscere persone e chi è venuto ad abitare qui lo capisce questa cosa. Non credo che nessuno l'abbia fatto per altri motivi se non quello di aver capito che qui comunque si vive bene. Capisco che chi viene la vede come una specie di Disneyland, qualcosa di creato artificialmente, ma però insomma c'è anche una sua naturalezza, no? Non è così assurda, insomma, viverci poi tutti i giorni ti dà l'idea di qualcosa di assolutamente normale.ブロンズの仕事と今この網の仕事っていうのは非常にちょっと違うように思うかもしれませんけど、僕は2つの反対するような思いっていうのをやっぱり一つの形の中に入れたいなというふうに思っているので、今はやってるのは、塊というのと空間という何もないあるものと何もないっていうそういうもので、ブロンズの時は、正面から見た痩せてるのと太ってるのっていうのを一緒に反対するものをやっぱり一つの形の中に存在するようなものを作りたいなというふうに思って、ものを作ってます。Tutto bene oggi? Momento giusto per me. Ecco qua. C'è sempre il momento migliore per me. La faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di patti, gli occhi pieni di te. Il mio lavoro principale è cucire e assemblare le vele in una veleria. Con gli scarti delle vele che recupero in veleria realizzo accessori tipo borse, portafogli, zaini, portachiavi, non so, anche accessori per la casa. La tasca va qua, Sì, i due devo comprare passaggi. un po'. Questo qua è un tessuto che non si apre. Sì, potremmo. Facciamo subito. Facciamo un taglietto piccolo e deve passare solo o anche un occhiello. Un occhiello, perché poi tu ti prendi con quella cima là. Sì. Se noi mettiamo un occhiello, tiriamo fuori una cimentina che ti fa col nodino, così non. Ok. Io lavoro a Chioggia, il fatto di poterci andare attraversando la laguna sicuramente
il viaggio diventa una cosa piacevole, anche se uno fa un'ora di viaggio per andare sul posto di lavoro. Tante persone mi dicono quando torno a Venezia mi sento rassicurata comunque, invece io, siccome tante volte faccio il Ponte della Libertà, magari con fatica perché appunto torno da un viaggio, torno dal lavoro, cioè io non è che proprio in quel momento lì vedo Venezia e provo un misto di sì, mi sento sollevata da una parte, però dall'altra mi ripiomba addosso tutta l'idea di far fatica a stare in un posto e volerci stare lo stesso. Per me sarebbe più semplice vivere comunque in terraferma o più vicina alle zone dove lavoro. Sicuramente per me Venezia è faticosa, però nonostante questo accetto questa parte in cambio anche di qualcos'altro. La gente di montagna piace fare fatica pur di stare in un posto che però è bello. The difference between the light in Holland and the light here is that everything is more visible. There is more ultraviolet and the colors are more intense, and not only the colors but everything you see. The reflections, the material, water, wood, sky, everything. Not yet, I will. I will share it. It's crucial because it gives the possibility to explore light and colors and how they change mood and how they can affect you. Yes, it's very close to basics of how I perceive colors and life, and how I'd like to express myself in that. I think I mostly make women or made women, female sculptures, because it's really a reflection of a self-expression, maybe, of fighting for my own position as a woman in the world and in my family and in general. I feel very much at ease here in Venice. It reminds me very much of our summer holidays with my father. He was a real artist at home. He was a bohemian effect. He mixed up his socks. He didn't really care about that. He was the artist inside. Already when I was 20, just before his death, really 3 weeks before, he said, you have to make a move towards sculpturing. You have to do it. Like a message. He said, you have to do it. Ah dai, ok, sì, questo qui. Ah, non c'è un colore proprio. No, no. Non ha un colore. Sì. Marmo rosso. No, tanti fa materia perché sì. Ma perché sei tipo sabbia? Tipo. Sì, è una roba del genere. Una roba sabbiosa, ma non. Ah, siccome. Impalpabile, fa finta di apomice, sottile. fa finta. Ah, è più sottile della pomice ancora. 4,50.
Non capisco quando mi chiedono ma com'è vivere a Venezia, è come una città normale, cioè la gente viene qui, vive, lavora, invece che le strade c'hai l'acqua, ma vuol dire, ok, lo capisci e ti adegui, no? È una città che ti accoglie, che comunque ci puoi stare bene, ci puoi vivere anche molto bene, ma dipende da che punto di vista la vedi. C'è un tipo di Venezia che, se vuoi, è anche molto solitaria, isolata, fatta ancora di autentica, diciamo come era una volta. E dopo c'è una Venezia più a uso e consumo di chi viene qui, turistico, non è quella dei veneziani. Tu giri per Venezia, vedi tutta una serie anche di negozi che sono venuti a mancare di prima necessità. E in compenso ci sono tutti i negozi da €1, €2 che vendono le stesse cose, abbastanza orripilanti, quindi sembra che Venezia sia come un distributore di pacottaglia di cose molto cheap, a basso costo, che hanno nessuna qualità. Con l'andare del tempo si va formando un tipo di barca sottile, lievemente arcuata, con un tendale al centro, condotta da 1 o 2 rematori in piedi. Tale appare nel secolo XV la gondola nei dipinti di Vittore Carpaccio e di Gentile Bellini. Ci sono in realtà altre persone che fanno le cose molto belle a livello artigianale, artistico, però sono relegate nei spazi più, come dire, nascosti, un po' più underground di Venezia, dove non passa la massa di turisti, magari passa quelli che hanno più tempo per girare o che si perdono, perché quando ti perdi a Venezia in realtà scopri delle cose che neanche ti immagini ci siano. La gondola, quale è oggi, è lunga 10 metri e 75 centimetri, ovvero 11 metri compreso il ferro. La parte centrale è larga circa 1,40 metri. Caratteristica è la deviazione dell'asse mediano per facilitare al gondoliere i movimenti e di conseguenza l'andamento della imbarcazione. Non ho questa nostalgia del passato, no? Non direi mai ma se si stava meglio una volta, forse sì, forse è vero, per certi versi si stava molto meglio una volta, le cose erano più facili, meno complicate, più autentiche, ma voglio dire, tutto cambia, tutto è in evoluzione.
Venezia trovare uno spazio per lasciare il materiale è abbastanza complicato, è già difficile trovare uno spazio per lavorare. Le vele le tengo per la maggior parte in Valtellina, perché a Venezia preferisco tenere proprio solo la parte dei tessuti di vele che utilizzo per fare le borse in quel momento. Quindi se ho un'eccedenza, se ho delle vele intere o molto grandi, preferisco caricarmele in macchina e portarle in Valtellina, dove ho un laboratorio che fa anche da deposito, e lascio tutti i pezzi. Poi man mano che mi servono posso aprirle e tagliare il pezzo in questione, la parte che mi serve, e riportarla a Venezia. Questo spazio inizialmente, diciamo, era uno spazio che mio nonno utilizzava, aveva le bestie e quindi aveva, diciamo, la stalla con le mucche di sotto, e questa parte era adibita a mulino. Negli anni poi è stato abbandonato, non veniva più utilizzato, e qualche anno fa, quando ho iniziato a lavorare con le vele e aver bisogno di uno spazio, ho avuto l'idea di rimetterlo in funzione come laboratorio di scorta per la mia attività. Ci sono le macchine a cucire, ci sono le vele intere, ma ci sono anche tutti i ritagli di tessuti vari che ho recuperato in galleria, che sono divisi per tessuto e messi nei vari cassetti. Quello era un vecchio mobile della bottega di alimentari di mia nonna, e quindi c'erano tutti i vari tipi, non so, c'era la pasta, il riso e quant'altro. Io ho riutilizzato i cassetti e ci sono, non so, il dacron, il poliestere, le membrane, tutti i vari tessuti da vela divisi per tipo. Di piccolo borgo, di paese, sicuramente una cosa in cui mi ritrovo molto a Venezia, il fatto ad esempio di incontrare la gente per strada, di fermarsi a parlare, di avere comunque questa dimensione molto raccolta, che è la stessa dimensione per certi versi che si ritrova in un paese come questo, in un piccolo paese di montagna. Quindi sì, da questo punto di vista c'è una continuità.やっぱり人間っていうのは感じることができる、それを表現することができるということで、その素晴らしさっていうのはやはり忙しい、ところの街ではなくて、やはりベネチアだからこそゆっくりと、自分たちが感じたことをかみしめて、そういうことができます。でそういうところがやはりベネチアの良さじゃないかと思います。ベネツィアに住むということは、僕にとってはやっぱり人間の営み、歩いてゆっくりした生活というのは人の心が少しずつ変わってるかもしれないけれども、そのゆっくりした生活をするということが僕の作品を、こういう作品を作るために非常に大切な時間なので、例えば違う街に行くとやっぱり自分のリズムが変わり、ものを考えたりすることが、これを作りたいという欲望が多分なくなるんじゃないかっていう気がするので、やっぱりベネツィアに住んでます。1月から来たんだよね。1月の20
シアノグラフィーっていうやつのあれを取ってポジティブにネガになるんですけど、それをもう一回反転して作った実際にできる影なんですね。それをと今度新しくいろんなところにできる2つの影で、要するにこっちよりも影の方を大事にしたかったっていう作品にしたんですけど。これはちょっとまだだいぶ1本になるからこのぐらいでいいんですよ。はい。いや、なぜ2本になるのかな、分けた感じなんだ。日本には時々というか仕事があればとか展覧会があれば帰ったりしますけれども、帰ると親や兄弟なんかにも会いますけれども、やはり、子供の頃に自分が育った時の昔の自分というものを思い出してくれるし、友達と会ってもその会った時のことを思い出しながら話ができるという。ただいまお帰りなさい。はいはい。それじゃあ、はい。じゃあ中へ。それがいいよ、それは。それを今脱いで。お母さんは上がってくださいね。はい。鹿島の彫刻展ね。で、前銀賞もらったでしょ。15回記念だったんで、招待されたんですよ。招待部門で。いや、鹿島のところに。それで一応出したら、今度は大きいのを作んなかったんだけど、マケットの小さい網だけは一応それのマケット入選とかっていうのがあって、それが今やっぱり飾られてるんで、その馬作ったんだけど、でそれをやっぱり見に行ったのと、それからもう一つは去年ビエンナーレで建築展が日本館が賞、やっぱり特別賞かな。今までの自分が育った昔のことを思い出させてくれたりとか、そういうことができることが、日本だと思いますね、自分にとっては。ね、もう忘れたな俺は。この日の犯し方を忘れましたよ。もう全然。高岡でこのことってうちだけじゃない。そうだな。でこれもでも昔からのあれだよ。固めたやつね。僕のいわゆる師匠として、正純君のお父さんに、私はいろいろ美術の、ことを教えてもらったところなんです。その師匠が亡くなってもう十何年経ちます。あれと同じ彫刻家になりたかったので、鋳造の仕事をしている師匠を探してそこのところに行きました。その師匠は新しい仕事をしているにもかかわらず、技術的なものは非常に伝統的なものの作り方をして、なるべく機械を使わずに手で
ヤスリをで削ったりとかタガネで叩いたりというような形で形を作っていました。でその技術が持てたことが5年かかってだいぶ、技術が生まれてきたので、自分から生まれる作品をなんか作りたいなと。あと固定？いや、固定で。これなんかだいぶ何年ぐらいですか？正文君と会った時にはこの美術の道を始めようと思った時に、同じようにこう始めてた人間が彼もまだ続けてるなと思ったし、一生懸命お互いに頑張ってやろうなという感じでこのまま続けていきたいなというふうに思ってました。At this moment, I live half-half in Venice and in Holland. I'm still in Holland often because of my children, they study there. But I could see myself living in Venice for the rest of my life. In the beginning of creation, whether it's a sculpture or a painting, the first thing that appears is my mother. Her face, her expression, and it happens. It's like automatical. Just by setting up something, my mother is there. In her imagination or in her reality, men are always more important than women are. And this is, of course, conflict between my mother and me. I choose to be an artist, which has nothing to do with men or women being less or more important. It's just being an artist and live it. And so, in a way, I had to struggle for this position. I'm not living the way she would like me to live. Every day, I'm missing her every day.
And I'd like to be here close to me every day, and yet she cannot be for her reasons. So it leaves me alone with my creation, and yet that's my force. Because I have this force to create, and I'm doing so. Yet it's lonely. It's solitude too. And that's painful, and yet it's very beautiful. Because I know I can do it, and I know it's in myself. That it's in peace. I wanted to express myself in this Leopardo. While making it, I could feel actually I was in touch with my fear. And to represent, to utter, to express my fear as precisely as possible, I had to look at the movements that he's really about to attack, whatever it may be. A male leopardo, it's a metaphor for danger actually in any aspect. Danger can of course appear all of a sudden, but you have to be aware of it. It can happen anytime, any place, but that doesn't mean we have to be afraid all the time, I think. We have to move on with our lives and create. When I work, I'm free. So then I'm fearless. This is the idea of working. You enter in a bigger dimension, fear disappears. And then you can go on. La mattina molto presto mi piace muovermi per Venezia e attraversare la città.
Questo sono i cantieri del Mose, che è un sistema di paratoie costruito per difendere Venezia dall'acqua alta, però chissà se entrerà mai in funzione. Sono anni che lo costruiscono e chissà mai se potrà funzionare per il suo scopo. A livello ambientale, insomma, comunque limitare il ricambio d'acqua nella laguna non credo possa essere positivo. The first time I saw a huge ship coming in was from the Lido. It came from the sea, and I didn't believe what I saw. I couldn't believe my eyes. It was a huge, huge, huge ship, but so incredibly huge that it took away the view from Venice. And I thought, what is going on? Is there a war starting or something? I was really shocked.やっぱりベネチアっていうのはホテルがどんどん増えて観光客ばっかりが増えるような街になってほしくなくて、やはり大きい建物、やっぱり美術館になり、そこに特に新しい美術館なんかができて、そういうところにたくさんの人が見に来たりとかですね、人間がそこでやっぱり生活をしていくと、そういうような街であってほしいと思いますね。Certo, oddio, magari negli ultimi anni si è fatto di tutto per cercare di rovinarla, di creare dei problemi, e ci sono stati, ma voglio dire, insomma, ce ne vuole ancora per buttarla giù questa città, voglio dire, mi sembra che resista bene nonostante qualcuno si è impegnato a fare del proprio peggio, ma bisogna che si impegnino molto di più, perché comunque è più robusta di quello che forse si pensa, no? Nonostante questa sua fragilità un po' da merletto, no? In apparenza, ma ha delle basi solide poi alla fine, no? Mi occupo da diversi anni, poi adesso negli ultimi anni in maniera più continuativa, no, di usare queste tecniche fotografiche dell'Ottocento, che però magari ripropongo in chiave più moderna, più attuale. Si parte dalla fotografia, che è il classico mezzo riproducibile, però attraverso la stampa si dà un'identità unica e originale. L'immagine mi serve come partenza per poi farne una rielaborazione in chiave di stampa, cercando di ottenere anche un pezzo, se vogliamo, unico. Stavo
lavorando con la stampa ci sono dei tempi lunghi. Allora i tempi lunghi ti permettono intanto di pensare a quello che stai facendo, di capire se va bene o va male, ma soprattutto di scoprire qualcosa che magari non pensavi all'inizio, no? E quindi viene anche a rompere quello che è l'idea che la fotografia sia una cosa solo tecnica, no? La riproduzione della realtà dove non c'è l'intervento personale, no? Invece è sbagliatissimo, perché anche nella stampa classica in bianco e nero, ma volendo anche nel digitale, c'è possibilità di creare qualcosa di unico, di originale, però bisogna saperlo cogliere questa cosa. Sono io, Ale. Grazie. Ah sì, i primi giorni. Solo giorni? Mi svegliavo presto la mattina. 2 settimane. No, dormire io. se proprio ベネチアっていうのもやっぱり、観光の街で非常にこうアビットが高いんで、シェアをして、仕事場を持てるということはやっぱりいろんな意味で経済的にも助かりますけれども、でそれ以上にやっぱり、ベネチアの中にあるカンポと同じで、ここに来ることでやっぱりインターナショナルないろんな人たちの、意見や話ができたりする、そういうこともやっぱり自分がこう仕事をしていくものを、自分のものを作っていく上で非常にこう有効だなというふうにも感じますね。他の多分町で、シェアをして仕事をするとただ仕事の仲間っていうだけのことになると思うんだけれども、ここではこう自分一人一人が好きなことをして、そこの時に、その後でこうやっぱり余った時にこういろいろ意見を交換できたりとか、そういうことができることがやっぱりこの、アトリエがやっぱり僕にとってはやっぱり重要だなというふうに思います。Lo studio è di circa 65 metri quadrati, poi tra l'altro c'è anche il bagno che porta via parecchio spazio, l'unico spazio veramente finito, ma assolutamente non ci sono problemi di sovrapposizione. Io Che scarti. Che bello. Vabbè, stai facendo un Kandinsky? Fingete entusiasmo. C'è un Kandinsky qua. Sono tutti i pezzettini, tutti gli scarti. Kandinsky, guarda, cioè il punto linea superficie. Ma questa è sempre quella di quella di cosa? Come si chiama? Quella windsurf. Windsurf, questo sì. Questo. Bene. Questo qua. Questo è quella al terzo. Noi siamo già, penso, fortunati di aver trovato uno spazio così come quello che abbiamo noi, che non costi in maniera eccessiva e sia comunque comodo per lavorarci, anche che non sia proprio un magazzino di quelli proprio grezzi. Ancora, guarda qua sotto. Inizierei a preparare una stampa. No, guarda, se hai bisogno, guarda qui sotto. Adesso ho portato tutti i 15 qua, se hai bisogno.
guarda, tutta roba critica. Sì, perché mi serviva di scrivere qua. I work in the studio with great pleasure. It's a fantastic place, very good atmosphere, very nice artists. I enjoy it very, very much indeed. And also, it's a stock for my sculptures. It's very important that I have my work in Venice, so I can use my sculptures and paintings for expositions, actually in all over Italy and also in Venice, of course. So I'm always ready to jump in some exposition whenever I'm asked to do something. And it's very also the fact that the artists are working here. Whenever I ask something, they're very helpful in transporting or in working at the sculptures or repairing something, and I'm very grateful for that. La condivisione che abbiamo nello studio è quella fatta di spazi, di materiali, ma anche di esperienze, perché tra di noi quando siamo lì normalmente parliamo, cioè quindi saltano fuori degli argomenti, delle cose. Se uno non sa una cosa io chiedi e comunque devo dire che c'è uno scambio continuo tra di noi, con Masaru, Camilla, Alessandra e me, che avviene così, con facilità e naturalezza, senza bisogno di imporci uno sull'altro, molto naturale. Bagnato, tu col pennello puoi togli via il colore e poi fai più passaggi, fai 2, 3, 4, 5 passaggi più colori sovrapposti, però puoi togliere, aggiungere. Bello. Diventa un po' come dipingere qua, anche se... A me piace condividere lo spazio, anche perché nel mio lavoro spesso si lavora da soli, sia sulle barche che in veleria, e invece qua ho trovato uno spazio in cui comunque c'è sempre una presenza, c'è sempre qualcuno, ci si incrocia entrando, uscendo. Nel suo angolo ognuno si comporta come meglio crede, chi è ordinato tiene tutto in ordine e chi è più disordinato lascia in disordine. Il punto comune è il tavolo centrale dove tutti quanti più o meno lavorano, e quello tentiamo di lasciarlo il più pulito possibile una volta che abbiamo finito di lavorarci. Con Camilla da subito c'è stato un rapporto molto, molto facile, anche se all'inizio eravamo un po' preoccupati per la macchina a cucire, perché sembrava che dovesse fare chissà che rumore. In realtà è assolutamente silenziosa, faccio più rumore io con la mia lampada a ultravioletti quando lo accendo, quindi assolutamente noi riusciamo a sentire qualsiasi programma radio in silenzio. C'è solo qualche momento dove Masaru deve trapanare le sue viti, che allora magari usciamo un attimo, andiamo a prenderci un caffè. Quando sei qua in laboratorio ci mettiamo d'accordo, sappiamo più o meno sì quelli che sono gli orari di ognuno di noi, però molto liberamente, quindi sì, quando magari sei qui e lavori c'è una possibilità piacevole, che eri da solo e poi sei in compagnia, o anche spiacevole, nel senso che se devi andare in bagno ci sono le vaschette di Andrea che sta asciugando le scenografie, tu hai camminato da Piazzale Roma fin qua perché hai detto vado in bagno, insomma li aspetti come sempre. The first time I came into the studio, I was being asked to come and be part of the group, and I came in and it was really like a full everything. There was stuff all over the place, and I asked Masaru where could I work, and after a while Masaru sent me a picture, and they had cleaned up all the corner near the window, and they welcomed me with a beautiful corner for myself, and I remember being truly, really very happy for it. Siamo un po' nascosti, se vogliamo, quindi siamo un po' imbucati all'interno di questo condominio in un piano terra. Abbiamo un'uscita in acqua che ci permette anche di eventualmente, che ne so, venire in barca se volessimo. Quindi siamo anche favoriti, diciamo privilegiati. Se dobbiamo fare dei trasporti pesanti come a volte è successo, abbiamo utilizzato anche la barca, l'entrata in acqua, quindi dal punto di vista lì ci sentiamo anche
come dire, molto come vivere in un palazzo storico veneziano con entrata, con uscita in barca. No, devo dire che è una situazione proprio per me fantastica. Io non ero ancora decisa, ma Masaro mi ha dato le chiavi e mi ha detto vedrai che va bene, è il posto giusto, e quindi ho accettato come un segno del destino.